Ciao, benvenuto. Oggi siamo sulle Dolomiti, siamo nella zona di Misurina e stiamo salendo sul Monte Piana. Quest'oggi abbiamo una nuova attrezzatura che per adesso la stiamo trasportando, ma poi ci darà una grossa mano in discesa. Il Monte Piana è un bel panettone, proprio sopra il lago di Misurina, e c'è un rifugio aperto, il rifugio Bosi. Il rifugio viene raggiunto da una strada dove passano un po' le motoslitte, però comunque viene battuta, quindi si può scendere con lo slittino. Quindi abbiamo preso la palla al balzo, così facciamo metà fatica rispetto al solito. Come puoi vedere c'è un sacco di neve, anche poi giornata fantastica, e anche si sta bene. C'è il giusto rapporto tra caldo e freddo, al sole un po' si suda, però dopo c'è un po' di aria fresca. Veramente una giornata super, non c'è nemmeno tanta gente, e quindi ci è andata veramente molto bene. Adesso abbiamo, non saprei neanche quanto, vediamo il rifugio, ma è abbastanza in alto, quindi ci sarà ancora un po' di strada. Comunque una volta che siamo sopra probabilmente ci mangiamo una roba lì e poi ci divertiamo con lo slittino. A dopo. Dopo 2 ore circa siamo arrivati al rifugio Bosi, ci siamo fermati lì, abbiamo mangiato un ottimo piatto di tagliatelle al ragù di cervo, anzi di capriolo. Adesso siamo saliti un pezzettino oltre il rifugio per andare sul Monte Piana. Non siamo arrivati sulla sommità, ma siamo solo saliti un po' più in alto, così per vedere un po' il panorama. Molto bello su tutte le cime qui intorno, che ovviamente io non è che conosca molto bene, ma insomma qualcuna la riconosco, le 3 cime di Lavaredo, poi c'è la Croda Rossa, il Cristallo, i Cadini di Misurina, insomma quelle un po' più facili, su quelle ci arrivo. Adesso stiamo riscendendo, non siamo andati fino proprio sulla cima del Monte Piana, ci siamo fermati un po' prima, c'è un sacco di neve anche qua su, e adesso ci attende la discesa con lo slittino. A dire la verità in questa parte stiamo ancora scendendo così a mano perché è un po' ripidina, e siccome non è che abbia molta esperienza con lo slittino vorrei evitarmi di schiantarmi sul primo pino, e quindi torniamo giù al rifugio che è proprio qui e poi ripartiamo. La camminata fino al rifugio è semplice, è un po' lunga, però la strada è battuta come dicevo. L'unico inconveniente è un po' le motoslitte che passano, quindi bisogna stare attenti, spostarsi e fanno un po' di rumore. Però sicuramente è una bellissima passeggiata, poi al rifugio si mangia bene, si trova a posto, e comunque c'è veramente un sacco di gente qui, d'altronde insomma sanno sfruttare molto bene queste cose, e sì, qua è sfruttata davvero bene. Adesso siamo quasi al rifugio, quindi ci prepariamo per la discesa e noi ci sentiamo dopo.
siamo ritornati a Misurina dopo la discesa con lo slittino. È stato molto divertente, anche se all'inizio non siamo andati giù proprio molto bene. Dopo, quando abbiamo capito come posizionarci e come far andare lo slittino, è andata decisamente meglio. È davvero divertente e mi sa che tornerò a fare qualcosa del genere anche in Friuli. Soprattutto c'è la discesa dallo Zacchi di solito si fa con lo slittino, quindi mi sa che forse il prossimo anno faccio l'acquisto. Allora, il giro, come ti dicevo anche prima, è abbastanza semplice, un po' lungo come chilometri, non c'è un grossissimo dislivello, sono circa 400 metri, però è un po' lungo come chilometri, si sta circa un paio di ore, si arriva in cima, poi volendo si aggiunge una mezz'ora e si va fino proprio in cima al Monte Piana. Monte Piana è importante per la seconda guerra mondiale, si è combattuto anche lì, ci sono stati tantissimi morti, 14.000 morti mi sembra, tra sia italiani che austro-ungarici, era ovviamente anche lì guerra di trincea, c'è tutto un museo con le trincee, sono state recuperate. Ovviamente d'inverno c'è la neve, non si vede niente o quasi niente, d'estate invece è sicuramente una zona da visitare se interessati nella Grande Guerra. L'unico problema magari sono un po' le motoslitte che danno fastidio. Quando si sale, si scende, c'è un bel via vai, poi oggi è domenica, ovviamente c'è gente, quindi probabilmente se si viene durante la settimana è un po' più tranquillo, però alla fine insomma danno un po' di fastidio, ma si può sopportare. Ovviamente poi in cima si hanno panorami stupendi, ma d'altronde qui siamo nelle Dolomiti, che probabilmente sono le montagne più belle del mondo, e quindi la fatica di salire vale veramente la pena per il panorama e poi per eventualmente la discesa molto divertente con lo slittino. Io spero che questo video, come al solito, ti sia piaciuto, ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!